La città di Agrigento si prepara ad ospitare la quinta tappa del Giro d'Italia, Agrigento-Santa Ninfa, che prenderà il via il 9 maggio alle 13:30. La partenza della gara si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele, dove sarà allestito un palco con tensostrutture. In occasione dell'evento sportivo le scuole di Agrigento resteranno chiuse, lo ha annunciato il sindaco Lillo Firetto, che ha commentato: "Godiamo insieme di un bel momento di sport". Il comandante della Polizia Municipale Gaetano Di Giovanni ha predisposto un'ordinanza che rivoluziona il traffico nelle zone interessate dal Giro d'Italia per garantire il sereno svolgimento della competizione sportiva. Nello specifico è stato predisposto il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli dalle 5 fino a cessate esigenze nei giorni della manifestazione. Nel dettaglio, dalle 7 dell'8 maggio fino alle 19 del 9 maggio scatterà il divieto di sosta con rimozione di transito in piazza Vittorio Emanuele e in via Emera, anche in via Papa Luciani nell'area di intersezione con le vie Cicerone e De Gasperi, via Cicerone dall'intersezione con le vie Papa Luciani e De Gasperi fino all'intersezione con piazza Vittorio Emanuele, ed ancora divieti in piazzale Rosselli, piazzale Aldomoro, le vie Atenea, delle Torri, piazza Marconi, viale della Vittoria, salita Coniglio, via Crispi, via Passeggiata Archeologica e via Luca Crescente. A discrezione del personale della Polizia Municipale impegnato nella manifestazione, l'adozione di ulteriori limitazioni alla circolazione stradale, finalizzate a salvaguardare l'incolumità pubblica e il regolare svolgimento della manifestazione.